Bella, bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso, ragazzi, bentornati nelle mie analisi a freddo e oggi ovviamente parleremo di Napoli-Sassuolo. Vittoria per 1-0 del Napoli, ragazzi, vittoria sì, ma quanta fatica abbiamo fatto per conquistare questa vittoria, partita che a un certo punto sembrava addirittura più una prova di sopravvivenza che un match di calcio praticamente, ragazzi. Ma prima di farci qualche domanda su alcune cose che sono successe, andiamo a vedere esattamente cosa è successo. Napoli affronta un Sassuolo tutt'altro che arrendevole, ragazzi, a parte quando il Sassuolo gioca contro la Juve. Ragazzi, perdonatemi la battuta, ma che lo affronta finalmente con Vergara titolare, ragazzi. L'avevamo chiamato a gran voce, Conte ce l'ha regalato e finalmente siamo riusciti a vedere Antonio giocare dall'inizio e non solo gli ultimi 5 minuti di partita. Raga, l'approccio alla partita del Napoli è buono e oserei dire è stato migliore rispetto all'approccio contro il Parma e contro il Verona. Un Napoli che comunque ha subito esercitato una buona pressione contro il Sassuolo, ha cercato subito di schiacciarlo nell'area per cercare di trovare l'episodio giusto. E ironia della sorte, l'episodio giusto questa volta arriva e come vediamo, insomma, ci sono nel bene e nel male episodi che poi pesano nel corso del campionato e chiaramente nella gestione della gara, perché mentre contro il Parma l'episodio era stato trovato ma era stato annullato il gol di Scott per il fuorigioco millimetrico di Mazzocchi, questa volta l'episodio lo troviamo ed è un episodio insomma favorevole, nel senso che c'è una bella discesa di Elmas sulla sinistra che va a tirare, la palla rimpalla incredibilmente sui piedi di Lobotka che con un piattone leggermente deviato, bisogna dirlo, ma con un bel piattone la infila sotto la traversa e così passiamo subito in vantaggio. Ragazzi, in queste partite trovare subito il gol, come abbiamo visto, come è andata a finire sia la partita di Napoli-Sassuolo che è finita 1-0, sia per esempio anche la partita del Milan contro il Lecce che è finita 1-0 e la partita dell'Inter contro l'Udinese che è finita 1-0, sono episodi che poi pesano naturalmente nel corso quantomeno della gara, se non poi del resto, diciamo, di tutto il campionato. Quindi troviamo subito l'episodio dopo una buona partenza e diciamo un buon inizio di gara e oltretutto siamo felicissimi che è tornato al gol Lobotka, sappiamo che non è proprio nelle sue corde fare chissà quanti gol, perché è un centrocampista comunque centrale, un metronomo, un giocatore che più che altro detta i tempi, smista, insomma, palloni, raccorda un po' il gioco. Chiaramente non è un centrocampista di inserimento, non è un goleador per così dire, un centrocampista goleador, però insomma erano praticamente più di 3 anni, se non quasi 4 a un certo punto che non segnasse, quindi che non segnava, quindi siamo molto felici che sia accaduto. Il discorso, ragazzi, analizzando la cosa molto a freddo, è che chiaramente dopo i primi 10, facciamo 15 minuti, il Napoli comincia già purtroppo a calare nelle energie e il calo è palese perché il Sassuolo, nonostante anche il Sassuolo abbia appunto diverse assenze, tra cui per esempio alcune pesanti tipo Berardi, comunque si vede che è più fresco nelle gambe, è più fresco probabilmente nella testa, perché comunque ha una classifica relativamente tranquilla, quindi è venuto qui giustamente a giocarsela la partita e comincia a prendere campo, palleggia bene, gira bene la palla e soprattutto ci fa soffrire tantissimo sulla sinistra, dove Laurienté fa entrare spesso nel panico Buchema con le sue discese. Infatti soffriamo diversi affondi da parte di Laurienté sulla sinistra e solo delle belle parate di Milinkovic-Savic si è fatto trovare praticamente sempre pronto e un paio di miracoli di Juan Jesus, ragazzi. Anche sabato è stato monumentale Juan Jesus, secondo me, nella prestazione, al netto di qualche errore tecnico, ci hanno praticamente un po' salvato dall'eventuale pareggio del Sassuolo e anche queste situazioni hanno fatto enormemente la differenza perché ci hanno lasciato andare negli spogliatoi in vantaggio, diciamo, con la tranquillità di essere sull'1-0. Rientriamo nel secondo tempo, ragazzi, e diciamo che fortunatamente o sfortunatamente non c'è molto da analizzare. Una partita che si svolge praticamente come il primo tempo, un Napoli che prova ad affondare il colpo nei primi 10 minuti, non ci riesce questa volta per portarsi sul 2-0 e quindi permette al Sassuolo di riprendere campo. Napoli che naturalmente sembra a tratti un po' sulle gambe, a tratti stanco anche mentalmente, poco lucido, si vedono tantissimi errori tecnici di impostazione soprattutto diciamo da parte sia dei difensori che dei centrocampisti, e ci fanno perdere tantissime palle sanguinose sulla nostra tre quarti e che permettono al Sassuolo di diciamo creare potenzialmente delle occasioni pericolose che fortunatamente poi venivano sempre quasi stoppate sul nascere, insomma, dai centrocampisti e dai difensori stessi, che sono stati comunque per abnegazione mostruosi, ragazzi, insomma, sabato secondo me. Sassuolo che diciamo
ha tirato tantissime volte fortunatamente da fuori, il Napoli non gli ha permesso di entrare chissà quante volte in area. Ricordo pochissime, se non forse un'occasione clamorosa, forse su un calcio d'angolo dove diciamo Milinkovic-Savic quasi si fa sfuggire la palla insomma sotto il braccio, ma forse era addirittura nel primo tempo, diciamo, e forse per dire forse mi sto ricordando male, ma detto ciò Sassuolo che gioca bene, palleggia bene, arriva spesso diciamo sulla nostra tre quarti, ma fortunatamente diciamo non è mai estremamente pericoloso, un po' per demerito loro, un po' anche per merito insomma della difesa del Napoli e del Napoli, che però appare comunque giustamente stanco sulle gambe e a tratti in alcuni casi un po' sfiduciato da cosa, ragazzi? Perché è assurdo, diciamo, è assurda, scusatemi, la continua guerra che stiamo facendo contro, chiamiamola, la sfortuna, perché anche sabato abbiamo dovuto lottare praticamente contro il fisico dei nostri giocatori, perché ci sono stati altri 3 infortuni. Ed è incredibile, ragazzi, perché sono 3 infortuni che si aggiungono ai già tantissimi che abbiamo di lungodegenti e a quelli, insomma, diciamo un po' con infortuni un po' più corti. Continuiamo ad essere in totale emergenza, secondo me, e adesso ancora di più perché, oddio, Elmas credo che debba recuperare. Elmas penso sia stata solo una botta in testa o comunque non lo so, un mancamento, uno giramento, insomma l'hanno fatto uscire secondo me per precauzione, quindi lì mi ero preoccupato relativamente, se non per la salute insomma del ragazzo, naturalmente che quando si tratta della testa è sempre complicato, però ragazzi quando si è fermato Rachmani per il flessore e poi dopo si è fermato Politano anche lui per, boh, non so se per il flessore o comunque per un problema muscolare, ho detto ma che cazzo ragazzi, cioè è allucinante, anche perché Politano incredibilmente non aveva giocato all'inizio, quindi ho detto ok, almeno è stato fatto riposare, è entrato, si è fatto male entrando al secondo tempo, cioè ho detto che cacchio. E quindi continuiamo ad avere un'emergenza totale, ragazzi, anche considerando le notizie di mercato che stanno arrivando, perché Luca ormai è totalmente fuori dal progetto, quindi stiamo solo aspettando di capire dove piazzarlo per i prossimi 6 mesi almeno, e Noah Lang pare abbia l'accordo col Galatasaray, insomma capiremo nei prossimi giorni cosa succederà, quindi verranno sicuramente convocati anche per Copenaghen per la partita di domani, però naturalmente cominciano ad essere giocatori totalmente fuori dal progetto, quindi conoscendo Conte dubito che gli darà tanto spazio. Detto ciò ragazzi, però con tantissima sofferenza la portiamo a casa e sono 3 punti comunque fondamentali, una partita in casa forse quasi la peggiore sotto certi punti di vista giocata delle ultime 3, ma che questa volta portano punti da mettere in cascina veramente veramente fondamentali. Ragazzi, non bisogna essere spocchiosi, non bisogna essere elitari sostanzialmente, sono punti che servono anche giocando in questo modo, anche giocando in maniera sporca, ma questo lo dico perché ho letto veramente tantissime cose di tifosi che si lamentano perché il Napoli non gioca bene, perché il Sassuolo è venuto a palleggiare in casa nostra. Noi dobbiamo assolutamente sostenere costantemente la nostra squadra, qualsiasi sia la situazione in cui si trovi, e tra l'altro non si può vincere sempre facendo un calcio clamoroso e non si può vincere sempre in generale, quindi bisogna stare al fianco di questi ragazzi che si stanno ammazzando di fatica, ed è palese, ed è veramente palese, si stanno ammazzando di fatica per provare a portare dei risultati a casa nella totale emergenza, perché questa cosa continua a passare in secondo piano, continua a non sembrare essere un grosso problema, ma noi praticamente, se vi andate a fare i conti, possiamo schierare praticamente una formazione intera con gli infortunati, sia con i lungodeggenti sia con diciamo qualche infortunio che è arrivato nel corso della stagione, quindi bisogna assolutamente essere al fianco di questi ragazzi e ringraziarli per la fatica che stanno facendo sostanzialmente quando entrano in campo e per il sudore che ci stanno mettendo in quella maglia, che poi è la cosa che noi, almeno io dal mio punto di vista, vogliamo sempre. Poi si può vincere, si può perdere, tra virgolette sti cazzi, l'importante è che sudino totalmente la maglia. Vittoria fondamentale ragazzi, perché secondo me con tutto quello che sta succedendo fra infortuni, problemi magari nello spogliatoio, altre tipologie di situazioni, episodi non a favore, siamo comunque aggrappati lì alla vetta sostanzialmente. Sì, siamo a 6 punti dall'Inter, ma restiamo aggrappati secondo me miracolosamente, anche perché tutti questi punti sono fiori in cascina per arrivare ragazzi nelle prime 4, che continuo a dire essere l'obiettivo fondamentale del Napoli per qualsiasi stagione. Poi si può provare ad andare oltre, ma l'obiettivo principale è sempre entrare in Europa ragazzi, perché quei soldi che entrano sono estremamente fondamentali per le casse del Napoli.
Resta naturalmente, ragazzi, il grande tema degli infortuni. Veramente penso di non aver mai visto una situazione del genere in tutta la mia vita, e ormai ho visto veramente tante stagioni del Napoli, ma una stagione del genere veramente penso non mi sia mai capitata di vederla. E certamente qualche domanda bisogna porsela tra preparazione, gestione degli impegni, anche le strutture sostanzialmente, che sicuramente sono probabilmente un po' deficitarie, ma questo lo sappiamo da tempo, e bisogna un attimo capire come gestire eventualmente la situazione da qui a giugno, naturalmente, e soprattutto in vista in ogni caso anche della prossima stagione, perché veramente sono troppi, ragazzi. Cioè non si può stare in questa tipologia di emergenza per quasi tutta la stagione. Una delle note positive, naturalmente, come ho detto all'inizio, è stato Antonio Vergara, ragazzi, perché la prestazione di ieri non solo ci ha fatto piacere dal punto di vista emotivo e sportivo per un ragazzo che comunque è nato, insomma, a Napoli, in provincia di Napoli, mi sembra sia di Frattaminore. È un ragazzo che finalmente a 23 anni ha avuto l'occasione di giocare titolare, insomma, nella società che l'ha cresciuto. Veramente ci è voluto veramente troppo tempo, ragazzi. A 23 anni ci sono tantissimi giocatori che hanno fatto centinaia e centinaia di presenze, quindi noi arriviamo, ma dico noi in Italia, non solo il Napoli, arriviamo sempre tardi con i giovani, perché Vergara non è più giovanissimo, è un giovane, un relativamente giovane per quanto riguarda il calcio. Però è una nota molto positiva, perché in tutto ciò, con le partenze che ci sono alle porte di Lucca e probabilmente Langa, a questo punto Conte pare abbia deciso di tenerlo, e quindi onestamente mi fa molto piacere. Ora alle porte, ragazzi, ci sono due trasferte complicatissime, lo sappiamo. Domani andiamo a giocare a Copenaghen, una partita fondamentale per il nostro futuro in Champions, perché poi avremo l'ultima in casa, ma contro il Chelsea. E poi domenica andremo a Torino contro la Juve, una Juve che ha avuto uno stop a Cagliari, anche se ha giocato comunque abbastanza bene, e che avrà il dente comunque avvelenato, perché Spalletti, quando è venuto a Napoli, comunque ha perso. Quindi saranno due partite tostissime, in emergenza totale e con praticamente il fiato cortissimo. Comunque questo Napoli sta lottando contro tutto e tutti, e sta lottando spesso anche contro il proprio fisico, che spesso e volentieri lo abbandona. Ora ditemi la vostra, ragazzi. Questa è stata la mia analisi a freddo. Ditemi se siete felici comunque di aver conquistato questi 3 punti, cosa ne pensate della questione infortuni, e magari cosa pensate possa succedere nelle prossime 2 trasferte. Noi ci vediamo alla prossima puntata di analisi a freddo, ci vediamo in live, ragazzi. Grazie per avermi seguito, forza Napoli sempre, e alla prossima.